Con la dottoressa Carisi oggi parliamo di campagna vaccinale, quanto è importante farlo e quanta gente si sottopone, che tipo di atteggiamento c'è da parte della popolazione rispetto a questa necessità. Bene, intanto io stamattina controllavo il 2020 come vaccinazione antinfluenzale e devo dire che ne abbiamo veramente somministrati tanti di vaccini. Io penso che nel corso degli anni la gente sottovaluti dei virus che purtroppo cambiando nella loro struttura esterna, lo sappiamo, il virus cambia e dà una combinazione che può essere tosta e pericolosa. Adesso si è abbassata di nuovo la percezione del rischio, quindi ci auguriamo che la gente partecipi. Quest'anno contro l'influenza si sono combinati 3 virus, virus suino, virus aviario umano, quindi sappiamo in base a quello che è successo nell'emisfero australe che l'influenza sarà abbastanza significativa e importante soprattutto per i fragili, quindi perché non tutelarci e preservare la nostra salute finché si può. Il vaccino è un farmaco che ci aiuta e io dico che i vaccini sono come quei farmaci che, come l'acqua quando manca in un paese è appunto l'acqua potabile, quindi perché non approfittarne? È gratuito tra l'altro. Chi deve vaccinarsi? Allora, devono vaccinarsi innanzitutto i fragili, cioè coloro i quali hanno delle patologie, le cosiddette comorbidità, per esempio i cardiopatici o i diabetici, ma anche dai 65 anni di età adesso l'individuo è considerato fragile. E poi sarebbe bene anche vaccinare i bambini dai 6 mesi ai 10 anni, perché no, sono in una fase di scolarizzazione che può imporre una tutela in più non solo per se stessi, ma anche per quel concetto di solidarietà, perché la vaccinazione non serve soltanto per proteggere noi o i nostri figli, ma anche coloro i quali non possono vaccinarsi perché affetti da patologie soprattutto del sistema immunitario, e quindi dobbiamo fare in modo di creare questa sorta di guscio protettivo anche per loro, l'immunizzazione di gregge. È importantissimo il concetto. Quanto è concreta questa percezione del rischio che può portare l'assenza della vaccinazione? È concreta, io ho visto appunto stamattina i dati del 2020, quando c'è stata la pandemia, diciamo che le vaccinazioni sono state tante contro l'influenza. Nel corso degli anni, certo, l'intelligenza, la cultura, i medici di medicina generale coadiuvano i propri assistiti insieme a noi, ai centri vaccinali per la vaccinazione, però mi rendo conto che dopo la pandemia c'è ancora un'avversione, una durezza emotiva da parte di tanti, come se il vaccino fosse da colpevolizzare, puntare una pistola contro i vaccini. Ma perché? A parte che non abbiamo nessuna colpa di quello che accadde nel 2020, ma quelle vaccinazioni ci hanno salvato milioni di vite umane. Non capisco perché questa avversione contro il farmaco vaccino, quando l'antibiotico è un farmaco che utilizziamo spesso, diciamo che tanto quanto, non è che ci sia tutta questa differenza. Dottoressa Carisi, un'ultima domanda: quali sono i tempi per le vaccinazioni? Entro quando è necessario farle? Allora, intanto tutto dipende dalla meteorologia. Sicuramente, allora, in Australia, come dicevo prima, che è il nostro indicatore su quello che accadrà non appena arriva l'influenza in Europa, è già alla fine e quindi abbiamo saputo com'è andata e da lì possiamo prospettare i dati. Però onestamente la meteorologia ha un suo perché. Ancora l'influenza non è che abbia avuto il boom, quindi aspettiamo ancora qualche giorno e siamo pronti per la vaccinazione. Durerà, il virus circolerà intorno ai 6 mesi e quindi fino ai primi di marzo sicuramente in Sicilia, visto il clima mite che abbiamo, sarebbe bene insomma vaccinarsi anche dopo insomma la prima metà di novembre, fine novembre, perché no?